Invece a Portogruaro 1500 persone hanno manifestato per difendere l'ospedale, chiedono che non venga smantellato nel nuovo piano di riassetto dell'ASL 10 del Veneto orientale. Ad invitare i cittadini ad una manifestazione bipartisan i capogruppo del Consiglio Comunale. Per noi Barnaba Ungaro e Paolo Colombatti. È compromesso il diritto alla salute qui a Portogruaro in futuro? Sì. Perché? Perché un po' alla volta ci tolgono tutto. La difesa dell'ospedale come simbolo del diritto alla salute. In più di 1500 a Portogruaro hanno manifestato contro il progetto di riorganizzazione della ASL 10 del Veneto orientale. Un bacino di oltre 210.000 abitanti che comprende anche il Sandonatese, per il quale si susseguono varie ipotesi, dalla suddivisione tra le chirurgie a Portogruaro e la medicina a Sandona di Piave, sino all'idea di un ospedale unico. Sono soldi quelli che sprecano da fare quello che manca dentro, non far mura, questo, nient'altro. Un ospedale di territorio che funziona non può essere chiuso. La difesa dell'ospedale compatta il comune di Portogruaro. Ad invitare la cittadinanza alla manifestazione i capogruppo del Consiglio Comunale. Noi pensiamo che potenziare i servizi dell'ospedale di Portogruaro e nel contempo di quelli di Sandonà, che ha altre fughe verso altri territori, potrebbe risolvere questo problema. Non lo risolverebbe, secondo noi, in un ospedale unico che comunque dovrebbe essere collocato in un territorio di cui ancora non sappiamo quale possa essere. La Regione deve cominciare a prendere in considerazione di valorizzare le strutture esistenti. La manifestazione che è fatta dai cittadini e dal Consiglio Comunale sta dimostrando che c'è una volontà di questo territorio di mettere di fronte la Regione alle proprie responsabilità e di ascoltare i cittadini.